might be thinking of breaking up, or maybe even making up. Check it. I miss the part of you I can't get back. Don't be a silly Millie. I'm always. Mi è piaciuto giocare e poi mi è anche raccontare ai miei genitori che mi sono divertito e che anche se la mia squadra ha perso tutte le partite, però l'importante è partecipare e divertirsi. Abbiamo perso, abbiamo fatto una partita vinta su 6. Oggi abbiamo fatto delle partite di pallavolo qui, mi è piaciuto tanto perché eravamo in tanti, siamo stati tutti assieme, anche come squadra, e forse mi sono trovata un po' più in difficoltà perché certi compagni non collaborano sempre benissimo. 1-2-3 Volley è l'iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo che attraverso i comitati periferici porta a sfidarsi sotto rete i ragazzi della prima media. In Ghirada si è tenuto l'atto conclusivo dell'attività 2013, una mattinata che ha chiuso un percorso durato alcuni mesi. Abbiamo iniziato facendo l'attività sportiva pomeridiana con le classi prime medie. Abbiamo selezionato un po' di ragazzini che sono venuti in palestra il pomeriggio e abbiamo formato 4 squadre miste che oggi abbiamo portato a fare la fase provinciale. Ci siamo allenati durante le ore di motori a scuola, a pallavolo. No, non facevamo tornei tra di noi. Cioè ci allenavamo e basta, le partite tra di noi della classe e basta. In realtà non tutte le province italiane possono godere di un'attività simile. A Treviso è promossa dal Comitato Provinciale della Pallavolo ed ogni anno i numeri crescono. Nella giornata conclusiva quest'anno si è giunti a più di 500 partecipanti. La federazione l'aveva istituito qualche anno fa, noi abbiamo continuato a crederci, devo dire la verità che con queste strutture è possibile farlo, è una cosa che i miei collaboratori mi dicono sempre che dà tantissimo entusiasmo a questi ragazzi e ragazze che si avvicinano alla pallavolo e perciò noi contiamo di ripeterlo fino a quando potremo farlo. Questa struttura ci dà una mano grandissima in questo senso perché abbiamo la possibilità di fare questi 12 campi e di far giocare un grandissimo numero di ragazzi e la cosa ci riempie di orgoglio. Avendo potuto avremmo potuto portare molte più squadre, però sì, siamo 2 insegnanti, 2 squadre a testa bastano. Il problema diventa magari portare fuori questi ragazzi. Ci sono squadre, perché abbiamo un numero limitato chiaramente di squadre, che si alternano nelle partite proprio perché i ragazzi non sono solo 8 come in una squadra, ma magari sono 16. Quindi si alternano a fare una gara a una squadra e una gara all'altra. C'è chi ha portato veramente tantissimi ragazzi per poterli far partecipare a questa manifestazione. La richiesta per attività del genere sarebbe ben più grande, ma per il momento l'aver gestito questi numeri rende già onore a professori e comitato provinciale della Federvolley. È promozione pura dell'attività sportiva ed in particolare della pallavolo. Diamo la possibilità a molti ragazzi di sfruttare questa giornata per crescere sia dal punto di vista agonistico, perché gira e rigira un po' di agonismo c'è sempre, ma soprattutto dal punto di vista dei legami e della sofferenza, perché poi è una continua sofferenza ogni azione. I ragazzi che partono alla prima partita sono molto incerti e poi terminano la giornata che si buttano su tutti i palloni con grande entusiasmo e con grande felicità. Molti di questi dopo 2 giorni chiedono dove si può fare pallavolo, dove si può praticare pallavolo, quindi sicuramente è un ottimo strumento per movimentare l'attività. I professori sono la chiave del successo dell'1-2-3 Volley. Grazie a loro la pallavolo rimane una delle attività regine negli istituti scolastici. Sono il nostro braccio armato nel territorio, erano qui molti di loro sabato scorso con le seconde medie, sono qui oggi con le prime medie e sicuramente loro portano il verbo anche nei loro paesi e nelle loro cittadine. Story, a story, a story, a...